Mekovulu, chiusa la linea di fondo, allora va verso il centro, l'assist per Mekovulu è un po' complicato, ma i 2 punti arrivano lo stesso. Arcobaleno senza fortuna che finisce nelle mani di Jarvis Williams. TJ verso il ferro, perde il pallone in volo, riesce anche a ritrovarlo e poi lo deposita. Russell chiude il palleggio, Sokolowski, terza bomba e doppia cifra di vantaggio. Poeta va dalla parte opposta rispetto al blocco e alza il classico alley-oop per lì, se no non inizia la partita a Cremona. Scivola Logan che si salva, poi Killo gli offre un ricevitore, parabola molto alta come d'abitudine, è la bomba anche per Killo e allora extra possesso per Treviso. Imbro si lascia alle spalle Poeta, sceglie l'assist, bellissima lettura da parte del capitano che recupera un altro pallone. Russell attacca Mian, sceglie l'assist all'ultimo momento non fidandosi della propria altezza. 2, 3, 4 finte e alla fine Mekovulu dice 12. Altro errore di Mian, rimbalzo offensivo e canestro con fallo per Lee, lascia il divario sui 21 punti. Mian, arresto, tiro e finalmente canestro. Un po' meno Lockett che viene sgambettato dallo stesso Logan. Berford da 3 in transizione, meno 11, un attimo fa era meno 21, 0 su 5 da 3, appena 2 punti nella prima metà di gara. Russell sfrutta il blocco, attacca Jarvis Williams, alza la parabola e dopo il fischio trova anche il canestro. Su di lui la pressione di Sokolowski, un po' al limite del regolamento. Williams però lo semina, poi arriva fino all'appoggio vincente contro il 3 su 17 dei padroni di casa. Russell tiene vivo il palleggio, altro arresto e tiro, questo a bersaglio, ma le mani velocissime di Russell recuperano il pallone, poi la schiacciata in contropiede di Akele. Time out. Troppe di queste iniziative di Russell sono state agevolissime, mentre Imbro sul blocco di Vildera, palleggio, arresto, bomba e si fa male Poeta. TJ Williams sul blocco di Mian, Holmes ha spazio ma va corto, rimbalzo offensivo di Berford che non è esattamente lì. Imbro, blocco di Sokolowski, ancora una volta un po' troppo lontani e il capitano punisce. 1 secondo e 7 per Cremona. Berford, ne serve anche meno a lui, meno 6 di nuovo. Transizione per Russell che evita Berford. Bravo. Che magia, sorpasso Treviso. 10 secondi da giocare, cambio difensivo 2 volte, ora c'è Holmes per Imbro che chiude il palleggio, finta di Sokolowski, in corsa il runner, lo sbaglia, correzione sulla sirena dell'ex. Akele vince la partita